sfortunata e ci ha condizionato proprio tutto il torneo. Nella pallacanestro, grazie Lonzi, nella pallacanestro l'Italia ha conseguito il 4° posto, come aveva ottenuto a Roma nel 60, e quindi un rilancio del nostro basket. Questa è la partita col Porto Rico che ci ha permesso di entrare in zona medaglia. Dovevamo vincere con un certo margine di vantaggio in punti, abbiamo superato questo margine e improvvisamente i nostri, che avevano cominciato un po' in sordina il torneo, sono tornati alla ribalta e sono arrivati al limite di giocarsi la medaglia di bronzo, che poi vedremo nello scorcio di immagini susseguenti. Ci siamo perduti di fronte a Cuba. Comunque quello del basket italiano è stata, dicevamo, un'affermazione di prestigio. Anche qui gli arbitri, ancora oggetto di discussione, ma ormai è diventata una costante, no? Di ogni discorso sportivo, quindi risultiamo anche monotoni. Anche all'Olimpiade, cioè. Anche all'Olimpiade, Sì, purtroppo. sì. Ecco, dica Otto. Certo. La cosa bella delle Olimpiadi, no, adesso dico una cosa bella, è che il popolo tedesco è stato nettamente superiore agli arbitri, cioè quando chiaramente la decisione era iniqua, tutti i tedeschi urlavano, fischiavano, magari a svantaggio dei loro compatrioti, cioè il pubblico è stato senz'altro più giusto, anche perché è un pubblico molto competente di tutti gli sport, senz'altro più giusto di quanto non siano stati gli arbitri. È anche giusto quello che dice Otoz, perché ci consente di ricordare che l'affluenza, la partecipazione popolare del